funziona comunque anche la prima linea di pressione della Fortitudo, perché non riesce a sviluppare il gioco Lecco City. Qui finisce a terra Tiaghigno. Canal pronto a battere la rimessa, in buca dentro per Nem, perde un giro Dudu, lo punisce Nem. 15 minuti 5 secondi, si sblocca la partita al Palalavinium, ha segnato Lecco City con Nem 1-0. Va dentro da Tiaghigno, buono lo scarico su Bueno che ha spazio per calciare. Tiaghigno prova a puntare Barrichello che gli sfila la sfera, Barrichello prova a piazzarla, provvidenziale Moliterno. Pallone scodellato per Taborda che non se la sente di calciare a volo, trova De Oliveira che di punta batte Moliterno, raddoppia Lecco City. 10 minuti 49 secondi, 2-0, ha segnato Julio De Oliveira. Michelangelo forte e poi la conclusione di Dudu. Canal, Nem, Canal sbaglia l'imbucata, il primo ad arrivare è Matteus che calcia di punto. Tiaghigno, Bueno calcia, c'è stato il tocco di Ponto. Dudu, Canal, De Oliveira la lascia lì per Micheletto. Barrichello, occhio qui che Dudu era già ammonito, arriva in ritardo su De Oliveira, secondo cartellino giallo ed espulsione per Dudu. Tegola pesantissima sulla testa della Fortitudo. Barrichello va da Micheletto che finta la conclusione, trova De Oliveira che indirizza sul palo lungo e colpisce il legno, e poi il salvataggio sulla linea da parte di Matteus che può insistere con questo calcio d'angolo. Occhio qui alla splendida conclusione di Micheletto. Nem, Barrichello va da De Oliveira che calcia, conclusione deviata da Tiaghigno e che si infrange alle spalle di Moliterno. Alla fine, in qualche modo, dopo aver colpito due pali, va a segno Lecco City. 15 minuti 32 secondi, Lecco City cala il tris con la doppietta di Julio De Oliveira. Prova a dare ossigeno alla sua manovra Lecco City, le finte di Nem che salta secco il suo avversario e poi Moliterno attento sul primo palo. Da Barra, buono il controllo e la difesa del pallone. Micheletto ancora a colpire il palo, si alza troppo la conclusione di Bueno. Il pallone lungo per Barra che prova ad arpionarlo due volte. Moliterno, pallone gestito da Barrichello che può puntare in banda, prova a calciare ancora Moliterno ai due tempi, chiuso, non riesce a calciare. Taborda trova Micheletto, c'è Tiaghigno in porta, pallone per un attimo salvato da Tiaghigno e poi rovesciata Michelangelo prova a liberare il destro, grandissima parata di Edo Di Ponto. Michelangelo ancora per Bueno che si sposta il pallone, Matteus serve Tiaghigno, ancora Di Ponto, occhio qui a Tony Dandel che calcia con il destro e probabilmente mette il sigillo a questo derby. Pallone all'incrocio dei pali, ha provato ad arrivarci Moliterno. 3 minuti 30 secondi, poker Lecco City con il destro di Felipe Tony Dandel. Tiaghigno, pallone che sbuca, buono per Matteus e ancora Di Ponto e offre il pallone a Canal. Barrichello 1 contro 1 su Tiaghigno, calcia e colpisce il quinto legno di serata per Lecco City. Ritrova la vittoria Lecco City che batte 4-0 la Fortitudo in questo derby. 2 gol per tempo a decidere la partita.
sale a quota 6 punti in classifica la squadra allenata da Fulvio Colini.